passati solo pochi giorni, ma già la Polisportiva Mileluci è nuovamente in pista, è il caso di dirlo, per organizzare un'altra gara, anche in questa occasione riservata alla categoria giovanissimi. L'occasione è l'ottava Coppa Galligani Piante, come abbiamo appena ricordato, la gara riservata alla categoria dei giovanissimi in un pomeriggio tutto sommato caldo, però anche ventilato, che ha dato la possibilità ai ragazzi e alle loro famiglie di passare un pomeriggio all'aria aperta con il parco praticamente antistante la zona industriale cosiddetta del Redolone della zona di Casalguidi, che ha comunque ospitato le varie formazioni con i gazebo e le rispettive famiglie, e soprattutto ha dato poi la possibilità in seguito ai ragazzi di poter giocare nell'attesa delle altre gare, se non avevano voglia comunque di guardare la competizione. Un bel numero di partecipanti, svariate le società rappresentate in questo circuito tutto pianeggiante, che ha dato la possibilità appunto ai ragazzi di misurarsi. Bella numerosa la compagine dei cosiddetti G0 della promozione sportiva, che dovevano fare un solo giro di questo anello, che ovviamente si sono tra virgolette sfidati. In realtà non esiste competizione per questa categoria perché ancora sono troppo piccoli, e quindi solo il gusto di poter gareggiare, girare, misurarsi e ricevere soprattutto l'applauso del pubblico. Dicevamo appunto, questi sono bambini troppo piccoli per poter gareggiare, non esiste praticamente ancora la loro categoria, e quindi questa è la possibilità per poter dare i primi colpi di pedale, e notoriamente sono proprio gli starter delle varie manifestazioni. Si fa sul serio, se così possiamo dire, invece con la categoria G1. 3 i giri che dovranno percorrere, eccoli qua che sono appena partiti. Il momento della partenza è sempre quello un pochino più complicato e più dubbioso, perché comunque partendo da fermi poi è anche più difficile. È presente anche una bambina della scuola di casa, che quindi ha vinto la sua categoria, Diana da Prato della Mille Luci Ciclismo, e quindi ovviamente per lei la vittoria. Mentre per quanto riguarda i maschi, sempre una vittoria in casa Mille Luci, quella di Filippo Marraccini, seconda posizione per Ettore Bartoli della Butese, terzo Matteo Rebecchi del team Stradella, quarto Giovanni Iorio della Foscobessi e quinto Giovanni Tinti dell'Empolese. E quindi antipasto di giornata che è già stato disputato, con la gara appunto riservata alla categoria G1, che come avete visto sono arrivati piuttosto sgranati, sono arrivati uno per volta, e quindi vedremo quello che succederà nelle prossime categorie. Seconda parte, secondo atto, è la categoria G2. Sale ovviamente il numero di giri, 5 in totale quelli che dovranno prendere il via, 17 in totale il numero dei partecipanti. Anche in questo caso una sola bambina alla via, che è Marta Busatu della Monte Carlo Ciclismo, che ovviamente ha vinto la sua categoria. Il fischio del presidente di giuria Maurizio Colligiani, coadiuvato come giudice di arrivo da Giovanni Baldini, e il collegio di giuria che era di scena in questa ottava Coppa Galligani Piante, e quindi ci permette di gustare appieno quella che è la categoria G2. Come detto, 5 in totale i giri da percorrere. Si va un po' a selezionare la testa della corsa, e in queste prime categorie vediamo una bella selezione. Una nota, come dire, particolare della giornata è che il circuito è completamente al sole. Era una giornata calda lo scorso sabato, inutile nasconderlo, tirava un po' di vento che a tratti dava un po' di sollievo, molto a tratti,
però comunque una giornata di sole e calda che sicuramente ha messo a dura prova tutti i ragazzi. Infatti abbiamo visto molto spesso l'acqua che Volata veniva C2. data sui ragazzi appunto per rinfrescarli anche nel momento della partenza, Chi dell'incolonnamento. ha vinto? Allora, per quanto riguarda la Questo qui? categoria Ah, quelli erano gli G2, la ultimi. vittoria di Noa Boggia del gruppo sportivo D'Accordi, la seconda posizione per Matteo Picariello del team Valdinievole, terzo Esteban Palumbo della Coltano Grube, Mi pare quarto mi Duccio pare che avessero Taddei fatto. del Velo Club Empoli Ah, e quinto Enea Bertini della Butese. E siamo alla categoria G3, 7 i giri da percorrere, quindi cominciano ad essere importanti i numeri di questa categoria. Vedete l'acqua che viene buttata sui ragazzi per dare quell'attimo di refrigerio poco prima di partire. Quasi 30, 27 per la precisione gli atleti al via, e come vedete il contagiri 7 i giri da percorrere. Menzione particolare per il contagiri è G3. Giacomo, un atleta G, della Polisportiva Mileluci che l'indomani sarebbe stato G3 impegnato 7 nella giri. sua gara, visto che è un esordiente del primo anno, quindi fino allo scorso anno praticamente gareggiava anche in queste gare, e quindi giustamente la passione non si comanda ed è stato tutto il giorno a fare il contagiri. Quindi davvero menzione particolare per la Polisportiva Milluci, quindi per tutta la formazione, perché comunque era impegnata in ogni ordine e grado. Suona la campana per quanto riguarda la categoria G3, che vedeva al via 2 bambine, con la vittoria di Emilia Cristina Gaggioli dell'Empolese davanti a Giulia Maggiore della Vaiano Bike, mentre per quanto riguarda i maschi la vittoria di Davide Capitoni dell'Empolese, secondo Matteo Matteucci della Montecarlo, terzo Francesco Berton del team Valdinievole, quarto Alessio Martinelli del Velo Club Carrara 1961 e quinto Diego Bindi del Monte Carlo ciclismo. Categoria piuttosto numerosa, e quindi ovviamente anche l'arrivo si dilunga un po' per permettere a tutti gli atleti che prendono il via di terminare la loro prova. Categoria G4, Giro di Boa, già la metà delle categorie hanno disputato la gara, anche se per quanto riguarda la G6 ci sarà una piccola variazione che più tardi vi racconteremo. 9 i giri totali da percorrere per quanto riguarda appunto la categoria G4, e da questa categoria notoriamente si iniziano a vedere un po' di giochi, un po' di G4 9 giochi giri. tattici, se così vogliamo dire, anche se in teoria non dovrebbero essere permessi. Anche in questo caso più di 25 gli atleti che hanno preso il via, come avete visto il contagiri è conferma dei 9 giri da percorrere in totale. Anello piatto, dicevamo, senza particolari difficoltà, ovviamente chiuso al traffico con le staffette della Moto Guzzi Prato che anticipavano e chiudevano il gruppo dei corridori. Diciamo appunto è completamente chiuso al traffico, ma comunque le difficoltà oggettive delle curve, dello stare in gruppo e dello stare in bici ovviamente erano da tenere in considerazione. Suona la campana per l'inizio dell'ultimo giro per quanto riguarda la categoria G4, erano 3 le femmine alla via, con la vittoria di Nicola Raglianti della Butese, seconda Margherita Nencioni della Coltano Grube e terza Martina Batolla della Fabrimar Marco Forever, mentre per quanto riguarda la categoria G4 è un testa a testa in casa Empolese, la spunta Enzo Xier appunto dell'Empolese, secondo il suo compagno di squadra Gabriele Ferri, terzo Brian Palumbo della Coltano, quarto Lorenzo Bruni dell'Empolese e quinto Niccolò Cal della Giovani Ciclisti Toscani. Davvero combattuto il finale di questa categoria G4, che quindi si è decisa proprio nel finale,
E intanto l'applauso comunque per tutti coloro che arrivano a portare a termine la propria giornata, la propria fatica del sabato. Siamo alla categoria G5, si va in doppia cifra in questo caso per quanto riguarda il numero dei giri da completare, 12 in totale le tornate di questo anello, è più o meno 1 chilometro la misura del circuito, quindi è anche abbastanza facile anche per me quantificare i chilometri che faranno gli atleti. Ultimi attimi di rassicurazione e di rinfrescamento per i corridori e parte anche la categoria G5, 23 in totale i corridori alla via, siamo davvero alle ultime categorie, quindi davvero qui si vedono anche i giochi tattici, se così possiamo dire, bella rappresentata anche a livello femminile questa categoria e quindi vediamo come andrà a svilupparsi questa competizione con la classica selezione naturale che sempre si forma quando si tratta di gare che cominciano ad avere una certa lunghezza appunto per tutti gli atleti e quindi anche la lunghezza ci permette di spostarci lungo quest'anello per poter vedere anche più variabili del percorso. Per quanto riguarda appunto la categoria G5, a un certo punto se n'è andato tutto solo in tranquillità Dario Picariello del team Val di Nievole e praticamente non lo hanno più rivisto se non sotto l'arrivo. Ha praticamente doppiato tutti gli altri corridori, quindi rendendo un pochino più complicata la gestione della competizione, ma giusto per dovere di cronaca non è successo veramente niente di particolare, ma è decisamente da registrare la prova di Dario Picariello del team Val di Nievole, mentre al suo inseguimento si è formata una coppia formata proprio dal suo compagno di squadra Lorenzo Milani e da Giovanni Del Sala della ciclistica fidinese. Suona la campana per l'inizio dell'ultimo giro, noi siamo però nella fase conclusiva, nella fase finale appunto con la vittoria di Picariello, la seconda posizione per Lorenzo Milani, entrambi del team Val di Nievole, terzo Giovanni Del Sala della Fidinese, quarto Cristian Bartoli della Buttese e quinto Leonardo Conti dell'Aquila. Mentre per quanto riguarda le ragazze, la vittoria di Emma Lazzareschi della Coltano Grube, seconda Diletta Politi del Velo Club Empoli, terza Greta Pollacchi della Vaiano Bike, quarta Cristina Battini dell'Aquila e quinta Lucia Petrucciuolo del Velo Club Carrara. Dicevamo di una variabile per quanto riguardava la categoria G6 è stata la decisione di far correre in due batterie separate, scusate, la categoria femminile che state vedendo nelle immagini e quella maschile. 15 giri per entrambe le categorie, ma essendo 10 le ragazze che facevano parte della categoria G6, la giuria di concerto con le società e gli organizzatori hanno deciso di predisporre, se così vogliamo dire, una doppia competizione, una doppia gara, cioè la gara per le femmine e quella per i maschi, visto che avendo un numero abbastanza importante era comunque possibile fare una gara e quindi stiamo seguendo il primo atto insieme ad Edoardo Agnini, a quanto pare la gara della categoria G6 femminile, ancora molto controllata, dove comunque è sempre molto attiva sulla testa del gruppo l'atleta della Vaiano Bike Matilde Mannelli. Suona la campana per le ragazze per la categoria G6, quindi penultimo atto per quanto riguarda questa ottava Coppa Galligani Piante, la volata con la vittoria di Matilde Mannelli della Vaiano Bike, seconda Sofia Trapassi del team Stradella, terza Greta Gorga della Fosco Bessi, quarta Noemi Cianti dell'Empolese e quinta Nora Giusti della Berti Immobili. E siamo quindi all'ultimo atto per quanto riguarda la competizione odierna, quella della categoria G6 maschile. Come abbiamo detto,
anche per loro 15 in totale i giri da percorrere, appunto nel ricalcare in tutto e per tutto quella che è stata la gara che abbiamo appena visto. In genere, per quanto riguarda la categoria giovanissimi, maschi e femmine corrono insieme, in contemporanea, nella stessa gara. Poi quando si passa di categoria le cose vanno decisamente a cambiare. Se ci sono gare solo per le ragazze, vengono fatte quelle, le cosiddette giornate rosa, altrimenti le ragazze corrono con le categorie inferiori. Giusto per dire, se ci fosse un'allieva correrebbe con gli esordienti o del secondo anno o con tutti gli esordienti. Siamo al giro di boa per quanto riguarda la categoria G6, 7 giri alla conclusione, non cambia la situazione, gruppo che si mantiene compatto. Dicevamo nel totale 15 giri da percorrere, 26 gli atleti che hanno preso il via, quindi i numeri ci confermano il successo organizzativo di questa ottava Coppa Galigani Piante, ennesimo impegno organizzativo per quanto riguarda la polisportiva Mille Luci. Suona la campana dell'ultimo giro per la categoria G6, l'ultimo atto, e adesso si alza decisamente l'andatura con più formazioni che si fanno vedere sulla testa del gruppo. Noi ovviamente rimaniamo in zona arrivo per gustarci la fine e lo sviluppo della conclusione, per vedere se ci sarà un attacco oppure se sarà un epilogo a ranghi compatti. È volata ed è la maglia della Vaiano Bike davanti, quella di Giulio Vannucci, seconda posizione per Davide Gentili della Foscobessi, terzo Cristian Velai dell'Appenninico, quarto Lorenzo Cantini del Velo Club Empoli e quinto Niccolò Di Lucia dell'Empolese. Per quanto riguarda le società, la vittoria dell'Empolese sulla Vaiano Bike, terzo il team Valdinievole. Va in archivio quindi l'ennesimo impegno organizzativo, dicevamo, della Polisportiva Mille Luci. Andiamo a sentire le interviste dei protagonisti. Il presidente della Polisportiva Mille Luci, Giampiero Morosi, un paio di settimane piuttosto impegnative a livello organizzativo, anche questa in casa è stata portata a termine. Sì, in effetti, qui una dietro l'altra, ma insomma ci si è fatta anche questa volta. Domenica eravamo a Agliana e ora siamo qui nell'Edolone con l'amico Massimo Gallicani, che ormai è l'ottava edizione di questa Coppa, che ci dà una mano notevole, quindi noi lo dobbiamo solo ringraziare. Anche ora è anche venuto, tra virgolette, e ci aiuterà anche a fare la premiazione dei bambini. Proviamo a sentire se ci fa almeno un saluto. Massimo ormai è un volto più che noto per il mondo del ciclismo, però quando la Mille Luci chiama non si può non rispondere. Certamente, anche perché all'interno di questa società mi sento rappresentato da tanto tempo, quindi quando i presidenti chiamano bisogna essere presenti e collaborare per contribuire a far sì che questo sport continui a vivere nel tempo. Giampiero, per concludere un ringraziamento oltre a Massimo, a Gallicani Piante, a tutti gli altri sponsor che vi danno una mano, le amministrazioni comunali e le forze dell'ordine. Sì, allora intanto all'amministrazione comunale che per impegni già presi non sono potuti essere qui, ci mandano il loro saluto. E quindi però devo ringraziare con Massimo Gallicani, che è qui accanto a me, tutti gli altri sponsor che fortunatamente sembra che la stagione si sia incanalata nel verso giusto, perché hanno contribuito in buona maniera a perché si porta avanti questo discorso dei ragazzi, e siamo molto contenti e avanti così. Grazie a tutti gli sponsor. Tutti, non sto a rammentare perché rischierei di fare qualche gaff, però il grazie va a tutti perché ci danno veramente una grossa mano e dobbiamo crescere ancora di più, perché noi abbiamo un pallino in testa, perché ora non svelerò, però abbiamo qualcosa di importante in mente, quindi vediamo nel tempo se è possibile attuarlo o no.